Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, oggi ritorniamo a parlare ancora dei 1000 trucchetti che possiamo andare a utilizzare con gli pseudoelementi before e after per creare cose che ci tornano utili alla causa. Oggi faremo un menu drop down e vedremo, cioè quindi un menu a comparsa, e vedremo come gli pseudoelementi ci aiutano a risolvere una cosa che può essere magari una piccola scocciatura, o magari vi siete sempre chiesti come si può fare a realizzarla in maniera utile, ok? Però prima di tutto, come sempre, iscrivetevi al canale per aiutarmi a far crescere la community e a realizzare un sacco di altri video, mettete un like cortesemente se il video vi è piaciuto, vi è servito a qualcosa, ma io so che i menu vi piacciono un botto, e lasciatemi le domande nei commenti, rispondo a tutti come sempre se non mi perdo la domanda o se la domanda che avete fatto non mi sta sul cazzo. Ok, sigla! Benissimo, allora mi sono preparato una strutturina di partenza per andare a fare questa cosa. HTML, mi sono preso Font Awesome perché oggi mi servono le icone, quindi ho preso Font Awesome 6, mi sembra 6, sì, l'ultima versione. Il CSS di Font Awesome collegato, ok? Il mio foglio di stile, nel foglio di stile i soliti 2-3 asset, mi sono creato un colore di sfondo, eccetera, eccetera, eccetera. Ho collegato il solito Montserrat e ho fatto le solite procedure standard, margin 0, padding 0 e box sizing border box, quindi quelli che sono proprio gli standard minimi sindacali di partenza. Ok, allora iniziamo subito a fare questa cosa. Allora, in prima battuta vado a crearmi un header e all'interno di header utilizzeremo i nomi delle classi di WordPress, perché poi questa cosa è applicabile effettivamente se realizzate un tema o se realizzate una struttura per WordPress. Allora WordPress crea un menu che si chiama, dentro una UL che si chiama menu. Quindi questa UL che si chiama menu ovviamente contiene delle liste. Adesso andiamo a fare una LI, un marcatore A per fare ovviamente il link, ok, e qua andiamo a scrivere home e andiamo a duplicare questa cosa 2, 3, 4, facciamo 4 volte. Allora qui mettiamo servizi, qui mettiamo, che cacchio ne so, prodotti, e qui mettiamo contatti. Molto bene. Allora, se vado a ricaricare la pagina, ovviamente avrò questa situazione qua. Molto bene. Allora, foglio di stile. Prima situazione che andiamo a gestire è il nostro header. Quindi, width 100%. E poi facciamo un padding di 30 pixel sui 4 lati. E abbiamo creato un po' di situazione intorno alla nostra header. Ok, bene, poi andiamo a richiamare il nostro menu e gli diciamo che non vogliamo i pallini. Listyle o listyle type none, e i pallini ci abbandonano. E adesso andiamo a lavorare sulle liste. Quindi la UL che si chiama menu LI, gli andiamo a dire The display line block, così le affianchiamo perché le liste sono dei marcatori di blocco. Poi gli diciamo font size 14 pixel, diamo un colore bianco anche se al momento è ininfluente perché comunque sono dei link, quindi questa dinamica ovviamente non viene letta. Text transform uppercase facciamo, e poi dobbiamo andare a dare un position relative per fare sì che queste liste facciano da punto di ancoraggio per la lista che mettiamo all'interno, che sarà ovviamente un position absolute. Andiamo a formattare un attimo i marcatori A, qui dovremmo aver allineato la nostra struttura, quindi ci creiamo dei pulsantini sul marcatore A e diciamo punto menu spazio A e diciamo display block, perché il marcatore A è un marcatore in linea, quindi non accetterebbe nessun tipo di situazione, abbiamo bisogno che sia di blocco per poterlo gestire. Facciamo un bel padding di 12 pixel sopra e sotto e facciamo una trentina di pixel destra e sinistra. Lo sfondo è trasparente quindi non si vede niente, ma abbiamo creato un pulsante cliccabile intorno al testo. Adesso vediamo. Togliamo la decorazione del testo, diamo il colore che questa volta viene preso assolutamente, e poi andiamo a dare un po' di transizione, come sempre buona abitudine, tra i 3 decimi e i 5 decimi, insomma. Quindi se vado a ricaricare la pagina avrò questo menu, ok? Vedete che abbiamo creato un pulsante, vedete dove si crea il cursore, è tutto intorno e non solo nel testo. Adesso andiamo a fare un bel over al menu, giusto per... Quindi facciamo punto menu a 2 punti over e andiamo a dargli un colore diverso, facciamo il mio solito 39F e fine del problema.
e ce l'abbiamo, vedete che il colore viene preso anche se mi posiziono qui. Ok, perfetto. Allora, come si crea un sottomenu? Allora, dobbiamo tenere conto che un menu drop down è un sottomenu che viene a crearsi all'interno di una lista, di una singola LI, quindi una nuova UL dentro la LI. Come chiama WordPress queste cose? Ovviamente i nomi che utilizziamo sono di WordPress, però poi se lo fate su un sitino HTML, cioè va benissimo lo stesso, ok? Quello che ci interessa è che WordPress gestisce questa cosa in automatico. Allora, quando WordPress crea un sottomenu, va ad inserirmi all'interno di una lista. Qui vedete tra home, servizi, prodotti e contatti, sicuramente servizi potrebbe essere una voce con un drop down. Mi va a creare una seconda lista ul. E la chiama sub menu. Questa lista, dentro la lista ovviamente andiamo ad inserire una serie di situazioni, quindi facciamo 1, 2, 3 voci di menu, perché cazzo me le indenti così, testa di minchia. Allora tac tac, oppa. Ok, ricordate sempre ragazzi che indentare bene il codice aiuta la leggibilità, quindi qua andiamo a fare il servizio 1, il servizio 2 e il servizio 3. Ok, se adesso vado a ricaricare la pagina, cosa ho fatto? Mi sono mangiato le chiusure delle liste, a quanto pare sì. Ah sì, giustamente, perché la chiusura della lista era dall'altra parte. Ho copiato la più stupida delle liste che potevo copiare, Cristo. Ok, allora, adesso se andiamo a ricaricare la pagina abbiamo un po' di casino, vedete? Perché tutti gli elementi seguono lo stesso iter della formattazione, stanno ereditando le regole che abbiamo già dato prima, quindi c'è un po' di casino da mettere a posto. Andiamo per ordine. Cos'è un'altra cosa importante che fa WordPress quando va a creare un submenu? Allora, si crea questa UL submenu dentro la voce della lista. D'altro canto, la lista che contiene questo drop down, questo sottomenu, automaticamente a questa viene applicata una classe. Questa classe si chiama menu-item-as children, cioè questa classe ha un figlio. Però non cambia assolutamente niente nell'HTML, ma questo è molto importante per quello che voglio farvi fare dopo. Allora andiamo a creare la situazione per la nostra lista dentro la lista. Allora richiamo punto menu, poi gli dico punto menu item-as-children, quindi vado a richiamare quella su cui stavo giocando prima, punto sub menu, quindi la lista che è dentro la voce LI, che è dentro la prima lista, che si chiama così, ok? E non fa una piega. Allora anche in questo caso andiamo per sicurezza, per pignoleria più che altro, a togliere i pallini, anche se questa cosa veniva ereditata, ma adesso che usiamo di nomi è meglio andare a modificare. Allora facciamo un position absolute, così gli elementi si relazionano e si vanno ad ancorare, e poi andiamo a fare un posizionamento, facciamo top 40 left 0. Se non sapete cosa sto facendo, andate a vedere la sessione settimana scorsa dove vi spiego cosa sono i position e diventerà tutto molto più chiaro, ok? E poi diamo uno z-index alto, ok? Facciamo 100 in maniera che questi elementi vadano sopra. Allora voglio dare a questa seconda lista, gli do un colore scuro, quindi facciamo 000 e poi vado a rotondarla un pochettino, gli do un border radius, facciamo 6 pixel, e poi se adesso andiamo a vedere, allora gli diamo anche un po' di padding, facciamo 20 pixel 0 destra e sinistra, e anche in questo caso possiamo dare un po' di transizione quando appare, facciamo punto 3s, anche qui dovrebbe apparire un po' più formattata la nostra lista. Eccola qui, vedete? Un po' bruttina, un po' da gestire, però insomma ce l'abbiamo. Ok, a questo punto possiamo andare anche a nasconderla, che è cosa buona e giusta. Possiamo nasconderla in questo modo, diciamo visibility hidden, e poi gli diciamo opacity 0, che così me scompare una simpatica amica. Per farla riapparire ovviamente dobbiamo riprendere tutta sta roba qua e gli diciamo guarda che quando sono in over su questa, quindi quando sono in over sul menu item as children, questa qui me la devi far diventare, metto qui, alzo un po' se non vedete la mazza, visible, e l'opacità me la porti a 1. Ok, diamo anche un po' di larghezza a queste liste qua, perché sennò veramente non si vede niente. Allora facciamo appunto sub menu li
tutte le LI dentro submenu e andiamo a dargli, facciamo 200 pixel, facciamo una cosa tranquilla. Quindi, vediamo, se non ho sbagliato niente, in teoria quando ci passo sopra, ok, vedete, appare ovviamente la mia listina. Fantastico. Adesso entriamo nel vivo perché abbiamo detto che vogliamo parlare di quelli che sono i before e after applicati a questa cosa. E siamo arrivati finalmente al punto clou, ok? Anche perché sta roba qui del menu che abbiamo fatto l'abbiamo vista anche su altri video che abbiamo fatto insieme. Allora, qual è la logica? Allora, io riesco a capire guardando così che sotto servizi c'è un sottomenu? No, me ne accorgo solamente nel momento in cui ci passo sopra. Quindi è cosa buona e giusta pensare di andare a mettere una freccettina qui a fianco, un qualcosa che mi indichi che sotto questo accade qualcosina. E voi direte, fantastico, prendo l'iconcina, abbiamo caricato FontOffice, ce la metto nella voce di menu e ho risolto il problema. Yes, questo va benissimo se facciamo un sito in HTML, ma se facciamo un sito in WordPress dove il nostro cliente ha possibilità di andare a gestire queste cose in autonomia, il problema è un po' diverso, perché dovremmo spiegare al nostro cliente che si deve mettere l'icona di FontOffice ma ogni volta che fa un drop down. Capito? Non so se è chiara sta cosa. Quindi qual è il punto focale? Io voglio creare una piccola situazione semplicissima che mi permetta di creare la freccettina in automatico semplicemente quando c'è un drop down. Quindi cos'è che succede? Succede che il mio cliente butta dentro il sottomenu dal menu di WordPress. Sapete, c'è la sezione dove trascino, faccio con drag and drop e compagnia bella. Quando si crea il drop down, WordPress mi crea la sub-menu, ok? D'altro canto va a applicare la voce, ok, menu-item as children alla voce di LA, alla LA che contiene questo. Benissimo, sfruttiamo questa cosa in maniera semplice. Allora, gli diciamo punto menu, che se scrivo giusto aiuta, punto menu, item as children, ok, figlio diretto, quindi la prima voce diretta, a due punti, after. Allora, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che alla, ok? Ve lo mostro di qui. Quando c'è una voce di menu che si chiama la LA class menu item as children, al marcatore A, quindi after, quindi qui, ok? In realtà qui, perché sta dentro, ok? Mi vai ad applicare qualcosa. Ma solo se si chiama menu items and children, ok? Cosa ci vogliamo mettere? Beh, dobbiamo caricare, abbiamo detto after, quindi dobbiamo andare ad inserire un'icona come background, ok? La dobbiamo mettere dentro qui. Come si fa a recuperare l'icona come background? Beh, allora me la sono già preparata l'icona che mi serviva, la vedete qua sopra. Vedete che questo è il codice dell'icona che voglio mettere. I-class fa solid, fa correct down, ok? Però qui sopra c'è anche il codice, l'Unicode per il background. Quindi a me basta copiare questo codice. Lo piglio. Vado qui, mi metto una spaziatura per creare un po' di spaziatura, scrivo backslash e mi copio il codice icona. Dopodiché devo dichiarare il font family per agganciarmi a FontOffice. In questo caso si chiama, scritto proprio così, font Avesome. Come faccio a sapere che si chiama così? Beh, lo trovate scritto nella documentazione, a seconda della versione cambia il nome della famiglia, ok? Fatto questo, vedrete che se io torno di qua, mi appare l'icona. Ok? Giusto per fare la prova del 9. Se io vado, torno di qua, mi piglio questa submenu, me la copio e la metto sotto anche prodotti, ad esempio, avremo uno sballamento di roba, giustamente, perché non ho dato un nome alla classe corretta. Se io vado ad applicare questa classe qui a questa voce, e questo WordPress, ripeto, lo fa in automatico, vedrete che anche in questo caso mi si crea da sola l'iconcina. Cioè ogni volta che metto un drop down mi basta applicare questa voce qua di classe che WordPress fa e la freccina appare da sola. Grazie alle solite meraviglie di before e after, ok? Bene ragazzi, spero che questo video vi sia esageratamente utile, perché comunque è una cazzatina, però c'è se perde tempo a imparare a fare queste cazzate qua. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you!
Next time!